la telecamera. Il passaggio dell'atleta dei 1500 metri. Questa gara il miglior accredito Lobna Sardi 4,46. Si ripresentano sulla rettilineo le protagoniste dei 1500 femminili. Avanti a portacolori del Val di Cembra, Lobna Sardi. E lei a dettare il ritmo, il numero 44. Seconda posizione Linda Palungo e in terza posizione Natalie Graber. Sembra che se ne vadano in tre. Sardi, Palungo e Graber. Ora è Linda Palumbo, l'atleta della Clarina che si porta davanti. Sempre Palumbo in questa fase a guidare davanti a Sardi e terza Graber. Nel corso dell'ultimo giro, davanti Linda Palumbo, poi Lobna Sardi, 200 metri al termine, passa davanti Sardi della Val di Cembra. La finale per Lobna Sardi. Ecco gli ultimi metri dei 1500 femminili con la vittoria di Sardi, tempo ufficioso 4:49:67 davanti a Palumbo e terza Graber. Azione anche il giavellotto uomini.